Interessante paragone viene proposto per la moda maschile della fine del 1600, nella quale le differenze fra veneziani e nobili europei è evidente. Come si è detto, la moda è veicolo di idee, per cui, volendo mostrarsi Venezia come una città commerciale e proiettata verso la facile mobilità delle merci, l'uomo, che rappresentava il sesso di chi realmente si muoveva nei viaggi di lavoro, doveva impersonare un lusso improntato sul dinamismo. La differenza maggiore fra veneziani e non si nota sui pantaloni. Se infatti spagnoli, francesi ed inglesi usavano larghi pantaloni a palloncino detti a zucca, a Venezia erano in gran voga dei pantaloni più affusolati, che seguivano la linea del corpo sino a sotto il ginocchio, dove le calze lavorate a uncinetto si fissavano con dei nastri al pantalone. Il nome stesso, che tuttora si usa in italiano per questo indumento, deriva dal veneziano e persino il personaggio della commedia Pantalon dei bisognosi a questo deve il nome. Nei celibi affreschi del Veronese a Villa Barbaro ritroviamo dunque questo modello di pantaloni senza braghetta, completato da un farsetto con brioni, piccole alucce alle spalle che nascondevano l'attaccatura delle maniche e un piccolo cappello alto piumato. Il farsetto in questo caso è un particolare modello, ossia un colletto, un corto farsetto cui le maniche possono essere staccate per ottenere un effetto di corazzetta a petto d'anatra, richiamo militaresco su un abito civile. La moda militare infatti molto spesso influenzava quella di tutti i giorni e lo stesso Cagliari rappresenta un nobile con dei pantaloni che ricordano quelli dell'Anzichenecchi, ma più aderenti e rifiniti, seppur trinciati a strisce verticali su fodera di tessuto in tinta. Per evidenziare la linea dei fianchi, il pittore introduce una sorta di salsicciotto che, stringendo la gamba, fa risultare più proporzionata l'intera figura, ma soprattutto sottolinea la presenza della braghetta. Un borsellino che, posto all'altezza pube, richiama un membro di proporzioni favolose, con un evidente richiamo all'importanza della capacità di riprodursi, in un'epoca in cui la mortalità infantile e aborti erano all'ordine del giorno. Caratteristica che contraddistingue questo periodo storico, comune a uomini e donne, sono i tessuti sforbiciati o stratagliati. Prima che venisse confezionato l'abito, sul tessuto si praticavano minuscoli tagli con le forbici, creando un motivo decorativo che si aggiungeva al disegno delle stoffe stesse. Questi tessuti diventavano naturalmente fragilissimi e per questo motivo tanto il Senato della Repubblica quanto il Papa stesso vietavano l'uso di questa moda, ma il continuo reiterare di divieti e le continue rappresentazioni ci dimostrano che i divieti non venissero seguiti. All'indomani della scoperta dell'America, quando l'asse economico europeo si sposta dal Mediterraneo all'Atlantico grazie anche all'arrivo sul mercato di ingenti quantità d'argento del nuovo continente, le nuove supremazie vengono giocate su altri fronti da quello mediterraneo. Inghilterra, Francia ed Olanda diventano potenze egemoni per i commerci marittimi, più della Spagna, indebitata da spese eccessive nonostante la grande ricchezza proveniente dalle colonie. Venezia è anche costretta a confrontarsi con la minaccia turca, che costantemente gli chiede guerre per salvaguardare i già precari interessi economici. È in questo periodo che lo sviluppo tecnico-manifatturiero veneziano raggiunge il suo apice. In città si capisce che si potrà esportare solamente l'eccellenza, che nel tempo era diventata la caratteristica universalmente riconosciuta della Serenissima. I lanaioli e setaioli lucchesi, uniti alla tecnica imparata ed importata dall'Oriente, ed infine lo sviluppo e l'affinamento di tecniche che era venuto grazie alla pace e floridezza della città, portarono ad una nuova produzione di tessuti che, esportati in tutta Europa, divenirono, insieme ai merletti, la principale voce di esportazione veneziana. Francesco Briggi ha tratto ispirazione dai ritratti del Veronese utilizzando colori, tessuti e fogge vicini a quelle del gusto dell'epoca. Per la prima volta, infatti, la forma dell'abito si discosta da quella del corpo, riproporzionandolo secondo i dettami estetici dell'epoca, grazie all'utilizzo di bustini rigidi e sottogonne. Sul bustino imbottito sul davanti, verso l'esterno, per richiamare l'uso del pantalon francese, si indossava la soprana, costituita da una gonna leggermente strascicata, che poteva o meno essere aperta sul davanti, ed un corpetto. Quest'ultimo, nell'ultimo quarto del Cinquecento, rimane accostato sempre più largamente sulla sottostante camicia, mediante lacci passanti dentro gancetti. La scollatura del busto e del bustino raggiunge livelli che non saranno mai più raggiunti grazie all'introduzione del bavero, un indumento che veniva indossato sopra la camicia e copriva il seno e le spalle.
Sul finire del Cinquecento il collo del bavero, sorretto da cannule di ferro, si alza oltre la nuca, sino a quasi superare il capo stesso, originando una tipologia di gorgiera ben diversa da quella spagnola. La camicia sottostante compariva sulla scollatura, oltre il bavero, e negli sbuffi fuoriuscenti dai tagli praticati ai maniconi, al girospalla e ai polsi. La pratica quattrocentesca di allacciare le maniche al busto non si è persa, ma per avere un effetto più composto queste vengono realizzate in un pezzo unico e non più divise fra omero e avambraccio. L'opulenza è adesso rappresentata dalle stoffe stratagliate. La dama è acconciata secondo la tipica acconciatura dell'epoca, due piccoli chignon che formano due cornetti sopra la fronte, raccordati sulla nuca in un grande chignon. In questo modo, unendo l'uso dei calcagnetti che sino al primo decennio del 1600 caratterizzava le donne veneziane, l'effetto ottenuto era di grande importanza e slancio, come possiamo vedere nelle viste del Vicentino conservate nel Palazzo Ducale veneziano.